Ed eccoci qua, carissimi amici, siamo in zona Vajont dove c'è stato il grande avvenimento, direi anche drammatico, e siamo qua per testimoniare questo triste momento con un camion che ha fornito servizio verso il Vajont. Facciamo vedere il camion che è stato con Giovanni Gazzola che con Giovanni Gazzola, guardate qua il grande Giovanni qua, insomma, collezionista di lancia, e abbiamo qua insomma il signor Giulio Zanini che è qua sotto, che sta dando un'occhiata, che probabilmente è una perdita. Avevi perdita di camion, adesso è a posto il camion? Ecco, dai, Stefano, dimmi te qualcosa qua di questo camion. Ma questo camion qua, ragazzi, è niente da fare. Questo era in forza ai vigili del fuoco di Mantova. Il giorno dopo del disastro, vuol dire nel 63, il 10 ottobre, è partito da Mantova insieme a altri veicoli, è venuto qua a dare una mano a risolvere il problema. Su questo camion qua hanno caricato una montagna di persone, allora, che non ce l'ha fatta più. Te la spiego. Bravo, dai, vieni qua, te. Spiega intanto che io sto registrando, vieni. Ma stai registrando? Ah certo, dai, è la diretta, vieni. È la diretta qua, dai la testimonianza. Non è che avete bevuto qualche bicchiere? No, tranquillo, insomma, è il canale del Marvin qua, sai, è una cosa normale. Allora, questo qua era il camion della protezione civile che allora la protezione civile ce l'aveva i vigili del fuoco. Fino al disastro di Firenze la protezione civile è sempre stata dei vigili del fuoco. E questo era a Mantova, è arrivato a Mantova nel 50 ed era chiamato carro crolli, perché aveva su corriole, picconi e compagnia bella per andare nelle zone dei disastri. Quando c'è stato il Vajont sono partiti in 3 o 4 da Mantova e sono venuti qua su. Arrivati qua, un colonnello dell'esercito gli dice: dove dobbiamo scavare? Dice: no, tirate pur giù le carriole, i picconi, che adesso vi dico io quello che dovete fare. E dice: allora cominciate a caricare tutti i morti e li portate nei vari cimiteri qua. Ecco. E alla sera mi fate il rapporto, tanti uomini, tante donne, tanti bambini. E così è stato, è grappa a tutti, per via perché qualcuno, qualche militare l'hanno visto correre qua in giro che non sapeva dove andare. A un certo punto, tirato su dopo 3 o 4 giorni, non so quanto, questi qua hanno finito di raccogliere i pezzi interi, i cadaveri interi. E allora ho cominciato a raccogliere un braccio, una testa, una gamba, e la sera faceva questo rapporto qua. E allora il colonnello gli ha detto: ma cosa hai scritto qua? Che c'è ti ho scritto quello che ho trovato. Ho trovato quello lì, ho scritto quello lì. E allora quando l'ho restaurato, il vigile del fuoco, che l'autista che lo usava, quando l'ha visto, mi ha raccontato lui tutta questa storia qua, che adesso è in pensione a quasi 90 anni. E siamo stati là non so quanto tempo, una settimana di più, col 40, e abbiamo fatto questa operazione qua. Ok? Grazie. Prego. Come ti chiami? Mi chiamano gli altri, non mi chiamo io. Grazie, insomma, grazie di questa testimonianza qua, il collezionista di Reggiolo qua, Zanini. Concessionario, ecco, insomma. Ecco. Adesso conosco la voce. Ed eccoci qua, te hai un po' di sonno qua, vero? Basta pensare. Dai. A quel disastro che è stato, ragazzi, non è una cosa di poco. Ho sempre sentito su YouTube io. Venivo su con mio padre, qua che veniva a segare pieno, quel 3 euro, pensati, ero boccia io che non. Bravissimo Giovanni. Ecco, quel 3 euro. Ed eccoci qua, insomma, il camion qua utilizzato nel disastro del Vajont, ve lo facciamo vedere qua. Dopo la testimonianza preziosa che ci ha dato il collezionista Zanini, che mi sfugge il nome adesso. Ed eccoci qua, carissimi amici, abbiamo fatto il report qua sul Vajont. Ed eccoci qua. C'era l'attacco compreso per me. Tanto è vero che lui ha 65 battaglioni di traino, il 40 e il 26 hanno 65, il 42 invece ha già 120. E a rimorchio quello lì. E chiudiamo qua questa testimonianza di questo tragico momento.
Un saluto a tutti.